Cari telespettatori, ben ritornati. Siamo in diretta anche quest'oggi e parliamo di un tema che purtroppo riguarda tantissime persone. È un nodo cruciale per l'ambito sociale, possiamo dirlo, quello dei trasporti. C'è stato per il 21 marzo uno sciopero importante, però al di là del disagio, in parte da alcuni evitato, con organizzazioni di vario genere, molti, abbiamo compreso, non hanno capito la portata di questa manifestazione. Molti poi non riescono a seguire e a comprendere cosa sta succedendo nel trasporto pubblico territoriale locale a livello regionale veneto. Allora, per cercare di spiegarvi le varie step, le varie tappe, dove sta il problema, perché il sindacato dice una cosa, poi dall'altra parte abbiamo le aziende, i lavoratori, insomma, e naturalmente tutti quanti voi che siete utenti di un servizio che poi non riguarda chi sta bene, le fasce benestanti, perché si muovono in altro modo, ma i pendolari, le persone anziane, gli studenti e quant'altro. Abbiamo il presidente di Confservizi Veneto, l'azienda che raduna tutti questi servizi di trasporto, Lamberto Toscani. Ben arrivato qui con noi, Buongiorno, Presidente, grazie per l'invito. che avrà l'arduo compito di spiegare nuovamente ai nostri telespettatori qual è la situazione e dove stanno veramente i problemi, perché non sono risolti, sembravano ma non sono risolti. Ma diciamo che i problemi alla fine sono sempre gli stessi da 4 anni, da quando in sostanza i fondi che derivano dallo Stato alla Regione e che la Regione deve distribuire in base a criteri che deve darsi tra il ferro e la gomma, per capirci la ferrovia e gli autobus, e all'interno degli stessi ha creato dei problemi molto, molto grossi. Per carità, i momenti non sono dei migliori, la crisi incalza, le risorse non sono sufficienti, ma il taglio pesante che abbiamo sofferto come azienda di trasporto pubblico su gomma è pesantissimo. Basti pensare che dal 2009 in qua abbiamo una quarantina di milioni di meno, che vuol dire molto. Stiamo ragionando di cifre da 285-84 a 255, sono soldi, e sono soldi che le aziende di trasporto fanno fatica a trovare. Esiste una legge dello Stato, che è la legge in vigore, la legge Burlando si chiama, che stabilisce che, dato per certo che le aziende di trasporto non possono, per la loro stessa Costituzione, per il servizio che danno, per il settore in cui operano, non possono, non riescono a chiudere i propri bilanci in attivo con proprie risorse, lo Stato intervenga tramite le regioni. Però è previsto che per legge un'azienda debba avere almeno il 35% del fabbisogno dalle proprie entrate, cioè dalle tariffe e da quant'altro. Le aziende venete arrivano al 45%, vale a dire 10 punti in più. Se pensiamo che nel resto d'Italia è disastrosa la situazione. Nel resto d'Italia, senza fare né nomi né nient'altro, sono aziende che non superano il 18-20. Certo. Vuol dire che noi, che come sempre, chiedo scusa per la presunzione, ma insomma da Veneto sono anche orgoglioso di poterlo dire, come sempre siamo più virtuosi, più bravi, alla fine siamo più penalizzati, perché ci sono altre regioni, vedi l'Emilia Romagna, la Toscana, in parte anche la Lombardia, che destina al trasporto pubblico più soldi di quelli che riceve dallo Stato. Mentre la Regione del Veneto evidentemente è convinta che noi ce la facciamo comunque da soli, ma... Ecco, questo però è stato penalizzante, perché poi alla lunga ha portato minori entrate in regione e conseguentemente ne avete subito le conseguenze, no? Ci sono state delle ripercussioni o no? Perché a me risulta che intanto mancherebbero all'appello 23 milioni di euro circa. Anche un po' di più. Anche un po' di più. 406,2 milioni sono stati dati al Veneto, di cui 264,8 per l'autobus. No, ecco qua la fermo, mi permetta. Infatti, mi dica. In partenza erano 264,8
Poi con un emendamento appoggiato o quantomeno ben visto dall'assessorato, in sede di consiglio questi 264,8 sono diventati 256. E quindi aumenta il disavanzo, quindi ecco perché sono più di 23 milioni a questo punto. E poi abbiamo 141,14 che sono andati alle rotaie sostanzialmente. Sì, al ferro. Quindi voi, al ferro, esatto, voi avete tariffe o tagli ai servizi che dovete attuare per colmare questo buco di 24 milioni e passa sostanzialmente di euro che mancano. 24 milioni di euro, non sono noccioline. Ecco. Oltre a quelli degli anni scorsi. Oltre a quelli degli anni scorsi per i quali c'è stata... Abbiamo fatto ricorso al benissimo, TAR, l'abbiamo già vinto in due tornate e aspettiamo la definitiva. Se va come tutti pensano e come sarebbe normale, la Regione dovrebbe essere obbligata a versarci 30 milioni di euro. Esatto, molti sono rimasti a questa causa, a questa vertenza che c'è stata e che teoricamente voi avreste vinto. Sì, non è ancora definitiva. Sì, però insomma... E le devo anche dire che da cittadino rispettoso delle istituzioni, quale io mi ritengo, ma come sono tutti i miei colleghi che amministrano le aziende di trasporto, non è che siamo stati ben felici e l'abbiamo fatto a cuor leggero. Questa azione di... No, perché ci si rende conto che però poi... è ovvio che abbiamo delle aziende, ripeto, da salvare, abbiamo delle aziende da amministrare e non è possibile, mi creda, abbiamo tentato ormai di tutto, abbiamo più che raschiato il barile, non è possibile chiudere i bilanci in pareggio con i fondi che abbiamo, facendo gli stessi servizi, perché oltre a non darci i soldi, i fondi necessari, la Regione anche ci impone di fare gli stessi servizi minimi di qualche anno fa, quando i milioni erano... Molti di più, assolutamente. Voi avete provveduto anche in una riorganizzazione interna, perché se ne è parlato anche un anno fa, quando cominciava ad esserci un po' di maretta. Sì, la ringrazio per questa domanda, perché mi dà occasione anche di far capire al cittadino utente, in questo caso telespettatore di TV7, che quando diciamo che le abbiamo tentate tutte è assolutamente vero, perché anche le economie di scala, anche il riordino delle linee sul territorio, anche l'eliminazione dei doppioni, anche l'eliminazione delle tratte più servite, insomma abbiamo tentato di fare di tutto. Basti pensare che fino a 3 anni fa le aziende di trasporto pubblico in Veneto erano, mi pare, 11, oggi sono 7. Caspita. Perché Verona ne ha fatta una sola, di 2 che aveva, tra l'urbana e l'extraurbana c'è solo la TV. Treviso da 4 ne ha fatte addirittura una, che è partita da poco e sta riorganizzandosi. Per cui... Ma questo accorpamento ha comportato anche delle persone che sono rimaste a casa? No, per il momento assolutamente no. Per il momento assolutamente no. Però anche qui, quando diciamo che se i fondi non arrivano e non saranno sufficienti, saremo costretti anche a tagliare posti di lavoro, qualcuno ascolta questa cosa con aria di sufficienza e non ci ragiona sopra, ma è l'assoluta verità. Perché dovremmo tagliare i servizi? Tagliando i servizi non abbiamo più bisogno di personale. Noi abbiamo purtroppo nei bilanci delle nostre aziende delle voci che sono assolutamente incomprimibili, e sono le spese per il personale, le spese per il gasolio per autotrazione o metano che sia, le spese di assicurazione. Che anche queste sono aumentate. Poi ditemi quale di queste 3 voci, a vostro sapere, siano diminuite negli ultimi anni. Infatti, assolutamente. E noi ci troviamo a dover comunque far fronte a questi aumenti, che in qualche caso, come quello del gasolio, raggiunge le 2 cifre e ben di più. Come possiamo far fronte con i fondi che diminuiscono? Ma a un certo punto la Regione avrà dato delle possibili soluzioni, perché è un problema che voi siete comunque un ente regionale, non è che siete controparte, anche se si è verificata questa situazione. Beh, no.
noi siamo controparte. Sì, siete controparte, però comunque date un servizio, sì, certo, insomma, un certo, servizio pubblico. Siamo destinatari di un servizio pubblico. Ma francamente non ho avuto risposta. Francamente c'è stato solo detto, ma sì, tagliate, potete fare risparmi. Sono cose che forse si riferiranno ad altre regioni, ad altre realtà. Da noi le garantisco che ormai non è più possibile tagliare nulla. Se non aumentare le tariffe. La leva dell'aumento tariffario resta comunque un'arma a doppio taglio, perché se vai fuori mercato non vieni più fruito. Non risolvi più il problema, anzi lo aggravi, perché se il biglietto aumenta troppo, l'utente giustamente corre ai ripari, fa i propri conti e magari vede che invece di 4 abbonamenti si mettono assieme in 4 operai, in 4 studenti con una macchina anche magari un po' sgangherata, ma ce la fanno e in 4 spendono meno. E allora? Assolutamente, infatti. A questo punto voi... Per cui la leva tariffaria ha un limite oltre il quale non si può andare, al di là del fatto che resta comunque servizio di tipo sociale, per cui non è che si può far pagare a peso d'oro quello che... Assolutamente. E per quanto riguarda invece la questione che si era presentata della vetustà dei mezzi che devono essere anche lì rinnovati, e c'era stato anche un provvedimento abbastanza pesante al riguardo. Anche qui bisogna dividere, non si può fare tutto nell'erba fascio, nel senso che ci sono scuola bus, per esempio, che fanno poca strada, ma che hanno bisogno di sicurezza tanto quanto gli altri, forse anche di più, visto che trasporta bambini. Ma comunque facendo poca strada possono avere anche un'età un po' maggiore. Ci sono autobus di gran turismo che, essendo di gran turismo, hanno bisogno di tutta una serie di comfort e di anche immagine che non può sottostare a vetustà troppo elevate, senza contare che c'è la concorrenza di autobus stranieri che vengono soprattutto dall'est per turismo e che di anni ne hanno anche un bel po'. Ecco, ma la questione che tanti si chiedono a questo punto, rispetto alle altre regioni, come vivono il problema nelle altre regioni? Vi sarete anche magari confrontati con altri... Ripeto, regioni come la Toscana, l'Emilia, la Lombardia destinano più fondi al trasporto. Tagliandoli da qualche altra parte a questo punto? Evidentemente sì, perché le loro aziende non sono più brave delle nostre. Infatti quello volevo dire, cioè non ci saranno Per quello dicevo prima, miracoli. noi arriviamo al 45%, per carità, sono bravi anche loro, ma non ci superano in questo, per cui o siamo al massimo o siamo al massimo alla pari con altri. Anche perché sì, senza dubbio. Infatti, ormai il caos è ovunque, non c'è voglia di fare bene, ci rimettono sempre i soliti cittadini, stiamo andando all'indietro, basta bastonare il cittadino. Ma infatti l'intento vostro è proprio quello, cioè di non dare ulteriori bastonate ai cittadini, aumentando in qualche modo le posso dire che è giusto? Infatti che è giusto. Purtroppo. I lavoratori come vivono questo momento? Ma le dirò, immagino non bene, perché sono assolutamente consapevoli della situazione. Devo dire che il sindacato sta facendo la sua battaglia, che per carità è legittima, però in momenti come questi in cui c'è l'incertezza di fondo dei fondi a disposizione, fare una battaglia sul rinnovo del contratto mi pare un po' anacronistico, anche se umanamente, socialmente, politicamente corretto. Perché infatti c'è anche questo piccolo problema, no? Direi di sì. Che da quanto tempo ancora? Beh, io penso è qualche annetto, no? Un bel po', sì. Perché ricordo quando se ne in questo hanno ragione. È un bel po' che il loro contratto è fermo, per cui, però ripeto, qua non si tratta di litigare per suddividere la torta, si tratta di costruire la torta, perché è sempre più piccola. Infatti, assolutamente. Se doveste vincere, come ormai incrociamo le dita, quei 30 milioni dalla regione, da dove dovrebbero tirarli fuori? Non lo so, non spetta a me dirlo. Noi, a dire il vero, avevamo anche fatto, secondo me, una proposta responsabile, nel senso che avevamo suggerito e avevamo dato disponibilità con l'assessorato a
una trattativa ritirando le cause in piedi, avremmo risparmiato c'è una transazione, soldi, insomma, sì. tutti quanti, la Regione e anche noi di spese legali, e avremmo provato a vedere se c'era una soluzione che poteva anche venire incontro alle difficoltà. Sarebbe a dir poco singolare che fossimo costretti a pignorare qualche bene regionale, una roba che Sì, che cosa un po' paradossale. mi fa venire i brividi solo a pensarci. Assolutamente sì. Allora, torniamo su questi discorsi, però parliamo anche di altri servizi che vengono offerti, perché ce ne sarebbe anche da dire, c'è la riorganizzazione anche del discorso energetico, eccetera. Dopo la pubblicità, tra poco. Allora, quindi trasporto pubblico, questa è la situazione. Prima di chiudere un po' il capitolo, relativamente allo sciopero, che scopo aveva? Beh, lo sciopero era nazionale, pertanto era stato indetto per apportare l'attenzione sul settore in generale, questo va benissimo. E poi anche legittimamente per chiedere il rinnovo del contratto. Quindi era sostanzialmente per il contratto, quindi non si innescava anche in dinamiche territoriali. Però no, non riduciamo proprio solo a questo, ma anche per portare, ripeto, l'attenzione sulla problematica della nazione. È servito qualcosa? Io lo spero, sono azioni e iniziative che non sono, il cui risultato non è riscontrabile a breve. Speriamo che in futuro serva qualcosa, insomma, indubbiamente l'attenzione c'è, la pressione c'è, speriamo che qualcuno capisca. Allo stato attuale, quindi, in che situazione siete? In che situazione è il trasporto? Allo stato attuale noi siamo... E quindi cosa si aspettano i cittadini? Cosa possono aspettarsi i cittadini? Perché è un po' quello che vogliono sapere. So che è difficile. Io posso solo sperare, lo dico con tutta la sincerità che ho. Voglio solo sperare che in fase di assestamento di bilancio si riescano a trovare almeno un'altra ventina di milioni di euro. Perché se così fosse, forse riusciamo a chiudere i bilanci. Perché anche qui bisogna sia capito che non è che si possano chiudere i bilanci così. Sono società di capitali, sono SpA e pertanto il bilancio civilistico ha dei crismi che non possono essere superati. Ci sono responsabilità personali degli amministratori, ci sono i controlli fatti dai revisori dei conti iscritti all'albo che non possono certificare falsità e pertanto i buchi a bilancio, se ci sono, appaiono. Non è che e cosa comporta, ecco, in un servizio di questo tipo, un buco a bilancio? Bisogna, lo dice la legge, che non può essere approvato un bilancio in passivo se non portare a nuovo le perdite se ce n'è capacità nello stato patrimoniale e nel capitale sociale, e se non viene predisposto un piano di rientro per il bilancio successivo. Quindi in un modo o nell'altro bisogna rientrare, bisogna sanare la situazione. Sì. Questo è... E per far quadrare i conti, allora se i conti da soli non quadrano, occorre fare tagli, occorre spendere meno, occorre fare meno corse, spendere meno gasolio, avere meno dipendenti. E quindi questo non è che me lo invento io, questo, sono regole economiche normalissime. Assolutamente. E facilmente comprensibili. Che tempi vi siete dati a un certo punto? Noi teniamo monitorata la cosa costantemente, tant'è che abbiamo una commissione trasporti che lavora molto bene, purtroppo alacremente. Adesso dovremmo tirare qualche respiro di sollievo, perché avendo approvato il bilancio, pur essendo cifre inadeguate, però intanto la Regione comincia ad elargire per dodicesimi le risorse destinate, il che ci permette per esempio di non ricorrere più al credito bancario, altra cosa che ci appesantiva ulteriormente. Vabbè, assolutamente, perché siamo a marzo, ma fino ad oggi, gennaio e febbraio, non abbiamo visto una lira e allora abbiamo dovuto autoapprovvigionarci finanziariamente. E questo è, vabbè. Speriamo, ci lavoriamo su e dopo vediamo come va a finire questa vicenda della giudiziaria del ricorso.
Che però per voi sarebbe una boccata, a prescindere da come se ne possa gestire in regione, Sì. sarebbe una boccata di ossigeno. Però non è vincendo che stiamo bene, è incassando i soldi che stiamo bene. Infatti, per cui se vinciamo ma non incassiamo... Assolutamente, ma per un prossimo anno che la situazione si ripresenta, perché a questo punto non è che poi lo Stato dà di più, anzi, chiaritasi questa situazione di impasse in cui non se ne viene fuori a capo. Io spero che la Regione sia in grado di capire e di decidere che il trasporto... Ci sono altre cose da tagliare, quindi assolutamente, delle priorità diverse. Penso di sì, il mio non vuole essere un giudizio politico perché la nostra associazione non è politica, non lo è mai stata, ha sempre svolto il proprio ruolo istituzionale e di sindacato, chiamiamolo, muovendosi con molta lealtà e rispetto istituzionale nei confronti della Regione. Però dobbiamo fare gli interessi delle nostre aziende e dei nostri lavoratori e dei nostri utenti. Infatti questo è assolutamente immancabile. Allora vediamo anche gli altri servizi, perché poi si diceva c'è un vantaggio comunque ad avere un'azienda unica a livello regionale che gestisce in modo per comparti diversi ambiti, diversi servizi. Voi tra l'altro avete il servizio dell'idrico, dell'acqua e anche quello dell'energia. Allora, le aziende associate con servizi sono solo quelle pubbliche. Certo, sì, non è che se uno è privato e vuole iscriverci noi lo cacciamo, per carità venga pure, ma sono solo quelle pubbliche. E sono aziende che operano in tutti i settori. Abbiamo per esempio un'azienda di Verona che gestisce anche i servizi mortuari. Quindi tutte le aziende pubbliche. Per cui acqua, gas, energia, ambiente, cioè rifiuti, trasporti. Adesso stavamo studiando e pensando e ragionando se non fosse la pena, se non valesse la pena anche di allargare il nostro raggio d'azione. Abbiamo già cominciato con le ATER, le aziende territoriali, le ex IACP per capirci, esatto, di edilizia pubblica. Abbiamo già cominciato, per esempio l'azienda di Padova ha già aderito e lo stiamo proponendo anche alle altre del Veneto. E la stessa iniziativa stavamo pensando anche nei confronti delle IPAB, delle case di riposo. Cosa comporterebbe quindi per voi, che tipo di onere o vantaggio potrebbe esserci per le IPAB stesse e poi per gli utenti? Facciamo l'esempio delle IPAB qualora dovesse andare in porto, per capire anche... Obiettivamente questi settori sono già organizzati a livello regionale in associazioni di settore appunto che già rappresentano bene gli interessi delle varie IPAB. Però io credo sempre che siccome la massa critica è sempre importante, essendo in di più e avendo la voce più grossa ed avendo un maggior peso specifico, le pressioni a livello, usiamo pure un termine che a molti fa un po' di impressione, ma a me no, di lobby, è una lobby sana, perché, certo, perché risponde agli interessi degli utenti e dei cittadini, sia molto utile. A noi non comporta granché, anzi forse può portare qualche euro in più di adesione. Alle altre associazioni credo dia il vantaggio appunto di far parte di una casa più grande e di una struttura ben più pesante ed influente. Quindi non tante partizioni a livello territoriale come avviene finora, con ovviamente gestioni anche difformi, una gestione unitaria, omogenea, e a questo punto anche tariffe omogenee o no? L'obiettivo è sempre quello. L'obiettivo, il primo, secondo il mio modesto punto di vista, è quello di migliorare costantemente la qualità del servizio dato. Che questo il secondo è quello, possibilmente, di abbassare i costi o comunque di non aumentarli. E questa è un'altra cosa. Con servizio maggiore dal punto di vista qualitativo. Quando si dice di gestire, non so, anche i costi che siano in qualche modo gestiti in modo più efficiente tutto, però per tagliare i costi non è che si può tagliare appunto il servizio, però si taglia a volte il personale, quello un po' l'aspetto che preoccupa. È anche vero che in momenti di crisi si aguzza l'ingegno, nel senso che magari con il sacrificio di tutti,
amministratori, utenti, operatori del settore, lavoratori, si può anche razionalizzare, studiare qualche formula di integrazione. Tutto questo serve, certo, diciamo la verità, serve. Noi l'abbiamo visto nei trasporti, ma questo per esempio nei trasporti l'abbiamo già fatto, più di così non possiamo. Sì, no, ma lì infatti si è già discusso e se ne è già visto, no? Si pensava alle IPAB come poteva, perché anche quello non è che è un settore sano che sta bene, anzi sta soffrendo e non poco. E ovviamente le famiglie soffrono, ritirano le persone anziane, non autosufficienti, le portano a casa. Non che questo sia uno star meglio per l'anziano, perché è tutto da mettere in discussione, in che condizioni poi viene a casa, come sta, eccetera. Però ne soffre ancora di più la struttura, che poi non ha più i soldi per reggersi nell'insieme, perché ci sono dei costi oggettivi. E allora lei come vede questa situazione con quella poi anche di un servizio sociosanitario che vede la domiciliarietà sempre più spinta? Perché sì, c'è anche questo aspetto. Beh, un conto è la sanità, adesso io parlo da vecchio amministratore di sanità, non lo faccio più da anni e pertanto non sono il più adeguato a discutere di questo, però dico quello che penso in base alla mia esperienza. Intanto sulla sanità è importante ridurre le degenze, perché una degenza proprio costa assolutamente. Costa. E allora è ovvio che meno il malato sta in ospedale, più sta a casa, più si risparmia. Questo non vale per l'anziano, per il non autosufficiente, perché implicitamente il costo sociale è molto maggiore per l'anziano che non per il malato. E perché invece, come dice giustamente lei, è stato detto, una struttura per anziani vuota fa debiti. Ah sì, infatti assolutamente sì, è quello un po' il discorso, no, perché adesso poi il sociale e il sanitario vanno abbastanza a braccetto, voglio o non voglio, soprattutto quando si parla di persone che hanno determinate problematiche. Però sembra che, anzi è in atto, è stata attuata questa riforma del piano sociosanitario che porterà molto a una domiciliarità spinta, dove però non ci sono ancora gli strumenti adeguati per poterla realizzare in modo efficiente. E allora entrano in gioco anche le IPAB come strutture forse da rivisitare, da rivedere nella loro funzione per venire incontro a questo tipo di cambiamento. Ripeto, un conto è che so, il malato di appendicite che viene operato e viene mandato a casa in terza giornata. Una volta stavamo in ospedale 8 giorni per un'appendicite, no? Adesso 2 o 3 giorni li mandano a casa. Questo non è un costo sociale, anzi è un risparmio per la struttura sanitaria pubblica. E un conto è il malato, non dico di Alzheimer proprio non lasciamo perdere, ma anche l'anziano non più del tutto autosufficiente. A casa in ogni caso è un costo, in ogni caso non riceve un'adeguata assistenza, in ogni caso, in più di qualche caso, crea anche qualche problema. Che non è da sottovalutare, assolutamente. Allora, quindi comunque questa potrebbe essere una nuova gestione che potreste prendervi. Ci stiamo pensando, stiamo ragionando con i colleghi dei settori interessati e sarà occasione della prossima discussione, del prossimo incontro e vedremo se riusciamo a trovare una soluzione che sia valida per noi e per loro. Sono interessati? Io spero di sì, non gliel'ho ancora chiesto, glielo chiederò fra poco, ma insomma conoscendo le persone che operano in quel settore li ritengo molto molto preparati su questo campo. Ma voi sareste attrezzati per affrontare anche questo? Insomma, siamo in grado di imparare, studiamo, facciamo, ci diamo da fare, l'abbiamo dimostrato. Perché diventa un ente comunque molto di competenze estesissime. Ecco, come associazione noi siamo molto rispettosi di vari settori e pertanto ogni settore ha una propria, come dire, mini struttura interna, una propria commissione che si confronta periodicamente, che produce periodicamente delle idee, che produce dei documenti, che produce delle richieste alla controparte, in questo caso la Regione, che cerca soluzioni, in qualche caso le trova, per cui
partendo dal basso le cose funzionano per forza. Bisogna che funzionino. Allora andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme e parliamo anche dell'energia naturalmente, ma anche dell'acqua. Allora, parliamo anche di altri servizi importantissimi, le immondizie, e poi appunto qua volevo si innesca la domanda della Tares, che tra un po' arriva, che sarà anche una bella batosta anche quella, non solo per i privati ma anche per le aziende, cioè, fabbriche e quant'altro, e poi anche il servizio idrico dell'acqua, eccetera, e dell'energia. Questa è la vostra gestione. Il problema per i cittadini è quello purtroppo di riuscire a pagare le bollette, a farlo nei tempi che sono stati stabiliti. Ci sono grossissime difficoltà. Con l'aggiunta adesso poi della Tares, lei come vede la situazione? Come è mutuabile? Che tipo di interventi dovrebbero essere fatti? Ma francamente adesso non sappiamo ancora l'entità esatta di questa nuova... Però ci sono già fatti dei pronostici. Sì, sappiamo solo che accorperà le vecchie tariffe che c'erano, 2 ne accorporano in una. È ovvio che in un momento come questo, visto che una cosa è certa, ci sarà comunque un aumento, in un momento come questo non sarà certo semplice, e allora le famiglie si troveranno in ulteriori difficoltà. Assolutamente. Già la morosità, mi dicono i miei colleghi, presidenti delle aziende nostre associate, sta aumentando in maniera preoccupante. Per il gas soprattutto sembra. Per il gas soprattutto, però non è che anche le immondizie sia meno. Sì. Il gas di più perché ovviamente sono dei costi poi più tra l'altro alti. avendo anche avuto la sfortuna di avere un inverno freddo non è che la cosa aiuti molto. Su questo stiamo intervenendo assieme ad altri. Per esempio abbiamo un prezioso esempio di collaborazione che viene tra una delle nostre aziende, la IM di Vicenza, ma viene fatto anche da Acegas APS, viene fatto anche da ETRA, con le Caritas. Le Caritas che raccolgono con i loro centri di ascolto le difficoltà degli utenti e accompagnano questi utenti, accompagnano nel senso fisico presso l'azienda, ma anche nel senso, come dire, economico-finanziario, ad individuare una cifra sostenibile, per loro sostenibile in termini di rateizzazione, che dà la possibilità all'utente di non essere moroso, all'azienda comunque di incassare quanto dovuto, senza che ci siano troppi traumi. È un percorso non facile, che però stiamo sperimentando appunto sulla scia di queste iniziative che già funzionano bene, e stiamo cercando di estenderlo assieme ai colleghi alle altre aziende del Veneto. Noi stiamo parlando della nostra regione, ovviamente. Assolutamente sì, questo sì. È ora che noi cittadini cominciamo a usare i mezzi pubblici gratis come i disonorevoli che sono a Roma. Vabbè. Vabbè, se anche noi lo facessimo gratis sarebbe un ulteriore un disastro. Sarebbe bene che loro non lo facessero più. Esatto, questi sono dei benefit che sarebbe bene venissero tolti, assolutamente. Per quanto riguarda invece il discorso del gas, comunque dell'energia, quindi la gestione, ci sono delle novità, ci sono anche lì qualche cosa di nuovo che bolle in pentola? Ma io vedo prove di, come dire, tentativi e prove di accorpamenti infatti ci sono. Sono settori importanti. Ma non portano un risparmio però effettivo? Sì. Se si riesce a farli sicuramente sì. Bisogna quindi ancora metterci. Perché stiamo parlando di economia di scala, stiamo parlando di razionalizzazione dei servizi, stiamo parlando di controlli diretti, insomma sicuramente sì. Che cosa manca secondo lei proprio per arrivare in più di qualche caso occorre fare i conti con molta attenzione, perché si tratta intanto in qualche caso di società quotate in borsa e pertanto c'è anche il capitale di rischio degli azionisti. Insomma, sono cose che non si fanno dalla sera alla mattina, però con una volontà ben precisa
e un sano progetto in tasca, si può cominciare a lavorare per bene, secondo me. Qual è un ambito dove secondo lei c'è ancora da fare e si potrebbero ottenere dei margini interessanti di maggiore efficienza, di recupero? In quale settore? A me hanno insegnato che non si è mai finito di migliorare, per cui c'è dappertutto. Però se noi avessimo la possibilità, adesso mi invento una cosa che non è possibile, pertanto, siccome sognare non costa, proviamo a farlo. Se fosse possibile avere un bel po' di fondi per ristrutturare le reti idriche, noi avremmo dei risparmi mastodontici in termini di utilizzo Quello potrebbe dell'acqua. essere un settore, certamente. Un altro è razionalizzando bene i bacini per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, e questa peraltro è una mia idea personale che sarà sicuramente da qualcuno contrastata, però io al di là delle discariche vedo con molto favore i termovalorizzatori. Ecco, questo diventa un altro discorso molto delicato, sui termovalorizzatori. Un attimo solo, voglio sentire se c'è una telefonata in linea, mi sembrava. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, prego, dica. Speriamo che arriva il sole che scalda un pochetto. Allora, mi sono Daniele Bianco. Sì, dica. E ora qua mi saluto l'ospite con stima e rispetto. Vedo il titolo, per carità, è ancora caos dei trasporti. Mi penso che ormai il caos è ovunque. Mi domando, ma mi saluto di tutti gli anziani che mi ascoltano, tutta la gente che ha studiato la TVA. Siamo nel caos totale, cari anziani, cari giovani. Mi chiamo Daniele, ma mi domando, ho 44 anni, magari si è appuito, con voi fortuna con voi genitori, che tanti non li ha. Ma mi domando, che abbiamo qua una politica che è nel caos. Per fortuna che abbiamo un Papa Francesco che mi piace, ma da morire mi piace, che rispecchia i valori di altri papi. Ma dove stiamo andando? Cosa è la vita? Ieri abbiamo parlato di planet memoria. Io non so, Daniele, la tua memoria, dove devo andare? A mia memoria dei qui anziani, qui putei, l'arcobaleno dei valori. Va bene, grazie. I valori dove sei? Grazie del suo intervento, grazie molte. Puntava su alcuni aspetti valoriali che però... Condividiamo il parere sul Papa e questo è già molto. Infatti, no, siamo proprio in chiusura a questo punto. Lei stava toccando un argomento molto delicato, quello del discorso dei termovalorizzatori. Sì, ma ripeto, è una posizione un po' particolare che io, come presidente di un'associazione di questo tipo, forse non avrei dovuto prendere, però insomma, siccome... Vabbè, penso un pourparlers comunque, esatto, un pourparlers, questo assolutamente. L'ultima cosa, rapidissima, avete avuto un incontro comunque con l'assessore Conte all'ambiente, che cosa ne è emerso? Perché poi il problema dell'ambiente adesso poi torna di grande abbiamo attualità. avuto un incontro che io giudico proficuo, nel corso del quale tutte le aziende hanno potuto recepire dall'assessore quali sono le sue linee guida di gestione dell'assessorato, almeno per quanto riguarda i settori di sua competenza, certo. Vale a dire acqua e ambiente, insomma, ecco, non energia, perché non rientra nel suo assessorato. Ci siamo impegnati a sentirci reciprocamente in ogni occasione ci sia bisogno, per cui abbiamo dato la nostra disponibilità alla consultazione anche costante. Abbiamo avuto l'assicurazione dell'invito quotidiano al tavolo di concertazione. Noi stiamo predisponendo, le nostre aziende, specialmente nel settore dell'acqua, stanno predisponendo anche un documento preciso e specifico da consegnargli quanto prima, e lui lo sta aspettando, ma dovrebbe essere pronto nello spazio di un mese al massimo, nel quale gli indichiamo tutti i punti critici del settore secondo noi e quali sono le soluzioni possibili, percorribili, sempre secondo noi. Ma direi che se si continua con questo clima il settore non può che beneficiarne. Magari faremo un incontro anche con l'assessore presente, che può essere anche molto interessante anche per chi ci ascolta. Certo. Presidente, io la ringrazio, in bocca al lupo per questa fase molto delicata, naturalmente perché poi riguarda tutti quanti i cittadini, speriamo di uscirne bene. A voi come sempre appuntamento questa sera alle ore 21, parleremo però di case di riposo. L'abbiamo accennato quest'oggi, ritorniamo su questo argomento, quindi riguarda tantissime famiglie, non solo gli anziani. A questa sera.
Grazie a voi e buonasera.